Io non posso darvi informazioni su quello che è stato fatto perché è tutto coperto dal segreto istruttorio. Certo è che questa ipotesi che è emersa anche dalla stampa, quindi avete anche voi avuto notizia, è più un mezzo probabilmente per poter fare un certo tipo di indagini più approfondite più che non degli elementi al momento concreti sulla sussistenza di questa ipotesi. I carabinieri sono rimasti per ore dentro la casa della famiglia di Filippo Turetta, hanno sequestrato del materiale informatico oltre al PC del giovane che già nei giorni scorsi era stato consegnato dai genitori del giovane scomparso nel nulla sabato sera. A Filippo, indagato per tentato omicidio dalla Procura di Venezia, è stato affidato un avvocato d'ufficio. La famiglia Turetta è sconvolta. Certo che la famiglia è molto scossa, molto colpita da questa notizia, molto scossa dall'assenza appunto del figlio però da quello che io ho potuto parlare con la famiglia è emerso un ragazzo che anche nel corso della sua storia come ragazzo è sempre stato un ragazzo modello, un ragazzo che frequentava l'università, non ha mai avuto screzi con nessuno, è sempre stata una persona buona di carattere, un ragazzo d'oro, quindi è veramente incredibile quello che sta succedendo e quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Non sanno nulla e soprattutto non sanno come spiegarsi l'aggressione a Giulia da parte di Filippo, immortalata in un video delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento Dior nella zona industriale di Fossò. Io ho parlato con la mamma in quel momento ed era molto anche lei incredula e sì, non mi ha detto nulla di particolare se non apprendere la notizia, ecco. Per la mamma, il papà e il fratello di Filippo cresce l'angoscia e la preoccupazione. Attraverso l'avvocato rivolgono un nuovo appello. Se il ragazzo ci sente, se i ragazzi ci sentono e vogliono telefonare anche a me, se magari non riescono a contattare i genitori, magari per maggiore facilità oppure se si sente meno imbarazzato, insomma io sono a disposizione. Certo la richiesta è quella che si avvicinino, che diano dei segnali e che si facciano trovare di tornare perché tutti li stanno aspettando a braccia aperte.